ciao a tutti dal Comandante Veneziano, gara 6 di Ski Challenge 2014 ragazzi. Siamo a Bormio, condizioni meteo, neve, durata 4 ore, tentativi infiniti. Andiamo a vedere la prima mini classifica. Non c'è ancora nessuno ragazzi, non c'è ancora nessuno. E andiamo e speriamo di prendere una bella medaglia o comunque un buon risultato. L'obiettivo è andare a punti. Vai ragazzi, dopo circa, vediamo, 3 quarti d'ora siamo al terzo posto, però abbastanza distante a 1 secondo e 5 da Cuzzi, e andiamo a vedere la discesa veneziana sotto la neve di Bormius. Eccola qua ragazzi, vai e andiamo. C'è ancora un po' di margine per il secondo posto, per il primo la vedo un po' dura, sinceramente. Diciamo che Bormio sotto la neve ha un approccio comunque diverso rispetto a Bormio sole, è tutta un'altra cosa. Ho preso un bronzo nella gara precedente con il sole, speriamo di prenderlo anche qua, però la vedo molto dura, manca ancora 3 ore, quindi anzi più di 3 ore, quindi le possibilità di scendere dal podio sono infinite. È chiaro che anche io posso migliorare, comunque in questa discesa ho fatto anche diversi errori. Sicuramente non ho eseguito le linee in maniera corretta, però comunque in questo momento terzo posto ed è abbastanza positivo. Per esempio questa curva qua è completamente ridisegnata rispetto a Bormio Sole. Ai ai ai, vai Comendon, e vai Comendon, la 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 la. Diciamo che devo ancora trovare il setup ideale, sto valutando se puntare tanto sulla velocità o se invece comunque, visto che io perdo molto rispetto al primo, all'inizio e alla fine guadagno, però perdo abbastanza nella parte centrale, la parte più tecnica, quindi vediamo magari abbassando un po' la velocità se riesco a recuperare nella curvatura. Comunque dai, un buon commento, sono migliorato molto rispetto alle prime gare. Speriamo di portare a casa punti, come questo è l'obiettivo sempre principale. Nel prossimo anno ci sarà un nuovo sistema di punteggio, andremo insomma a prendere il sistema dello sci, quindi sarà più equilibrato rispetto adesso che ho usato quello della Formula 1, ma dal prossimo vai di sistema di punteggio dello sci. Ci saranno più gare, chiaramente vediamo anche come va, se piace, se volete ancora dei video, se volete ancora la stagione. Io ci sono, insomma. Il Comendore c'è. Ercube c'è. Eccolo qua. E andiamo a chiudere a 2.16 e 162. Ok, raga, torniamo. Ragazzi, sono sempre terzo, ma ho migliorato. Il tempo sono a 2 minuti e 15 adesso. Ho fatto una buona prestazione. Andiamo a vedere qua anche l'intertempo. Ecco, finalmente ho messo anche il ghost, così vediamo un po'. Vedi, in questo punto all'inizio ero proprio anche in vantaggio, qua ero veramente vicinissimo, dopo però purtroppo perdo un po' nella parte centrale, nella parte più tecnica appunto, quindi vuol dire che forse ho un setup più veloce rispetto al buon Cuzzi, però il buon Cuzzi è molto più bravo di me a pennellare le curve. Però siamo, mi pare, all'incirca 7 decimi, quindi c'è ancora un po' di margine, secondo me, però non da vincere assolutamente, anche perché c'è anche Jimmy Iannelli al secondo posto, quindi abbiamo ben due sciatori davanti. È chiaro che sì, probabilmente siamo terzi, però non ho ancora ipotecato niente, perché basta un attimo e ti ritrovi al 102esimo posto. Oggi non sono tantissimi partecipanti, quindi da un certo punto di vista è positivo, perché chiaramente più chance di arrivare bene, però dall'altra mi dispiace perché più siamo meglio è, chiaramente, ma questo è il bello e il brutto di queste gare comendiane, che chiaramente gli impegni, tutti hanno degli impegni, però tutti hanno anche la possibilità di recuperare. Questa è una cosa buona, così nessuno si rompe le balle, tutti sanno che magari posso avere la possibilità di guadagnare posizioni in classifica. Comunque buona discesa, diciamo, ho fatto il compitino più qualche buona cosa, però è chiaro che per vincere serve ben altro, cioè alla fine
ho fatto il massimo, però non basta, sei ancora distante di parecchio, c'è poco da fare, siete dei grandi ragazzi, siete veramente fenomenali. Cuzzi ha fatto una discesa a dir poco magica e andiamo a chiudere a 8 da quasi 9 decimi, 2, 15 e 451. Andiamo a vedere le classifiche, vediamo se qualcuno mi ha già superato, no ancora no. Ok, il terzo il quarto è Magda, 2, 15 e 8, quindi a 4 decimi di svantaggio, quindi è chiaro che non abbiamo ancora fatto un bel niente. Ragazzi, ecco la classifica finale. Io purtroppo le ultime 2 ore non ho potuto giocare, quindi sono scivolato veramente indietro. Ottavo posto va a vincere il buon Tibi con il 2-13-488, poi Cuzzi e Jimmy Iannelli. Complimenti a voi tre. Comandone ottavo, non un risultato esaltante, e così insomma. Manca, vediamo un po'. Bex settimo, Big Edo nono, Marco Ban non c'è. E niente, andiamo a vedere la classifica, raga. Allora ragazzi, vai di medagliere, classifica. Allora, Apo sempre al comando con 2 ori, Vado 88, 1 oro e 3 argenti, Marco Ba 1 oro, 1 argento, Tibi 1 oro, 1 argento, Big Edo 1 oro, 1 bronzo, Bontigno 1 oro, Bex 1 argento e 2 bronzi, Cuzzi 1 argento e 1 bronzo, il Comendone, Andodone e Jimmy Iannelli 1 bronzo. Classifica Vada sempre al comando con 103, Apo 62, Bex 62, Tibi 59, Marco Ba 55, Big Eddo 52, Comendone 43, Magri 36, Cuzzi 35, Iannelli 28, Vottorio 26, Andodone 26, Bontigno 25, Bittocava 20, Ermitico Manga 16, Skirsul 14, Flash 12, Ale 9, Killer 8, Tombone 6, Tomba 4, Stictos 2, Giova 2 e il Terrore 2. Prossima gara a Wengen, tentativi infiniti, sole e 4 ore. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.